Blindo Studios presenta. Va bene, dai così che arriva il sondazzo. Dai così che arriva il sondazzo prima parte a tema. Il tema questa volta me lo lascio suggerire da un amico, da un ascoltatore che è venuto la domenica a Pisa alla mostra del disco, che mi ha detto: ma te ci hai provato mai a fare la fava nel pugno? No, nel senso, vabbè, diceva come sondazzo. Ah sì, non è male. Facciamo la fava nel pugno è una cosa molto popolare. Cari amici del G, si va, siamo in Toscana oggi, in Toscana, me ne accorgo ora, cioè, lo sapevo, come lo sapevo? E per forza, messa io, scelta io. Dunque, vabbè, ecco, bene, allora, devo trovare solamente il nome dell'onorevole, insomma, qualcosa si inventa, la fava nel pugno, che è molto più, come si può dire, plausibile. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Il signor Moreno? Sì, mi dica. Benissimo. Sono l'onorevole Pelle del Pene, della fava nel pugno. Lei conosce questo partito? Grande Radio Blu. Accidente alla Toscana, quando telefono in Toscana sempre così, grande Moreno, finalmente. Ma te come va? Voti per la fava nel pugno? No, sì, credo ci abbiamo votato tutti per la fava nel pugno, prima o poi, vero? Come? Meglio la guarigione. La guarigione? Perché sono malato. Se malato, niente, insomma, per domenica starei bene, no? Speriamo così vai a votare, no? Sai già per chi votare? Sì, per le donne. Per le donne. Bravo, perché il partito della figa l'ho fatto un'altra volta, mi dispiace, della topa anzi. Va bene Moreno, ciao! Grazie. Ciao. No, grazie a te, figurati. Si comincia bene, e poi dico, si comincia bene, Vabbè, si può dire in due modi, no? Si comincia bene. Si comincia bene, come dire, se tutto, vabbè, bene, ragazzi, ora che mi rendo conto qui, sì, ho capito, sì, è un posto dove sicuramente c'è un alto tasso di ascolto del G, ci mancherebbe, vai, proviamo. Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Sono l'onorevole Pelle del Pene. Mi sente? Sì? Ecco, il signor Romano è suo marito? Ma non è in casa. Ah, non è in casa. Posso parlare con lei un attimo, signora? Ma non credo. No, perché lui ha aderito al mio partito, ha fatto la tessera. Il partito La Fava nel Pugno. Ecco. Ma non glielo so dire. Lui aderisce molto, insomma. E quindi volevo sapere appunto... Ma io non gli so dire niente. Se domenica va a votare e se vota per noi, effettivamente, visto che ha la tessera, no? Lei va a votare, signora? Senz'altro. Mi raccomando, voti per la fava nel pugno. È un bel simbolo, vede? C'è un pugno con... Sì. Ha capito? Sì, via. Scappare. Addio. Questo è scappare. No, è scappare. È scappare. No, scusa, sto sbagliando. Il prefisso, la prefica. Il prefisso. Va bene, d'accordo, vai, sì, insomma, è un bel partitino, insomma, è talmente popolare che sia uomini che donne si sono sempre spesso ritrovate nel pugno. Pronto, signora, buongiorno. Dica. Lei è la moglie del signor Carlo? Sì. Ah, benissimo, non so se c'è il signor Carlo. Comunque... No, a quest'ora qui no, è presto. Allora parlo con lei un attimo, lui mi conosce, sono l'onorevole Pelle del Pene, della fava del pugno. G. Come? G. Due su tre. Buongiorno, come stai? Tutto bene? La moglie di Carlo, mi ha riconosciuto. Come si riconosce il G? Guarda, oggi non l'aveva acceso, di che guarda. Oggi non l'aveva acceso. Comunque... Ti piaceva il partito La Fava del Pugno? Tanto. Ti piace? Sì, verba. Allora fai così, quando torna Carlo, sì, metti in atto questo partito, così sarà contento anche lui. Come si chiama? Dimmelo un po'. La Fava nel Pugno. Ah, no, La Fava nel Pugno. Sì. Mi ha telefonato l'onorevole Pelle del Pene.
Ah, pelle del... Beh, addio, grazie. Via. Accendi la radio, ciao. Ciao. No, ragazzi, sono delle zone, c'è il covo proprio del G. Va bene. Ma andiamo bene, per carità di Dio, può diventare anche un sondaggio, insomma, no, mi sono messo d'accordo con tutti, sì, come no, quando la gente viene da me e dice, ma che ti metti d'accordo con le persone, che quelle ci cascano, quelle si arrabbiano, non ti metti d'accordo per via, come no, da 23 anni, sai, sono messo d'accordo con migliaia di persone, ma l'ho anche pagate, vabbè, sì, no, purtroppo, anzi, fortunatamente non c'ho bisogno di mettermi d'accordo con nessuno. E qui ora... Pronto? Sì, pronto? Sì. Signor Roberto? Sì. Buongiorno, sono l'onorevole Pelle del Pene, della Fava nel Pugno. Mi dica. Lei va a votare domenica, se non sbaglio, vero? Come Sicuramente. tutti gli italiani. Ecco, ha presente la Fava nel Pugno? A un G, no? No, non si può andare avanti così. Ma come? Dalla voce. Sì, ma 3 su 4. Sì, va bene, complimenti. Come ti chiami? Carlo, Roberto? Bravo. Roberto, guarda, non mi ho fatto indovinare, Sì, Caro sì. Roberto, dimmi. Ti seguo sempre. Tu mi segui sempre, Bravo, e io ti precedo. Allora, ciao, vota per la Fava nel Pugno. Ciao. Ragazzi, c'è verso. L'unica è stata una donnina che è andata via subito, anche quella, insomma, diciamo la verità, forse chissà, anche quella forse cogitava chi fossi io. Vabbè, d'accordo, ok, andiamo avanti. No, per carità di Dio, ci ho fatto anche delle serate in questo posto, vedrai. Vabbè, d'accordo, andiamo avanti, se è così. Pronto? Sì, pronto, signor Mauro? Sì. Buongiorno, sono l'onorevole Pelle del Pene, della Fava nel Pugno, il partito della masturbazione libera. Lei va a votare giustamente domenica, no? Signor Mauro, reazione inconsulta. È una delle reazioni possibili di chi magari mi riconosce ma non sa di andare in diretta e non vuole apparire, è talmente timido che non ama apparire. Però tutto può essere, per carità di Dio, in ogni caso, insomma, ascriviamolo agli indecisi. No, ci sono gli indecisi, ci sono Silvio, vai, si è donato, me le capio io. Vabbè. Ogni tanto ce l'ho anche chiesto, no? Una riprovina, come se non ce n'avessi abbastanza. Va bene, d'accordo. Sì, aspettiamo questo qui, insomma. Pronto, signor Toscano? No. Non è il signor Toscano? Pronto? Sta mangiando. Come diceva? No, lei sta mangiando, mi scusi, non vorrei disturbarla. Sta mangiando. Sì. Lo sento, non è il signor Toscano lei? No. Ma comunque è un parente? No. Non conosce nemmeno il signor Toscano? No, sono uno così. Uno così? A lavorare, sa qui A lavorare? E ci mangia? A lavorare, sono lì a guardarmi un po', è andato via lui. A guardare cosa? La casa, sa così. Ah, lei guarda la casa come lavoro? No. Oggi sono capitato qui e lui c'era andato via, mi ha lasciato me per via degli animaletti. Ah, e quanto tempo sta via lui? Non lo so, sa. Ma un giorno? È andato da una figliola, non lo so, io vengo un po' così via a Prinni. E mangia? E ci mangia? Ho capito. Ma è lo stesso, senta, ma poi visto che frequenta quella casa, mica poi gli rapirà qualche bambino, spero, no? No, nulla, volevo dire. Senta, allora lei va a votare domenica, vero? Chiamimi. Ecco. Non è una volta dei cittadini. Sì, appunto, è una libertà, è una democrazia. Allora senta, lei conosce il partito della Fava nel Pugno? Sì. Ecco, le piace come partito? Insomma, sai, partiti e dicono tutti bene. Tutti dicono bene quando hanno bisogno di voti, però la Fava nel Pugno propugna, appunto, la masturbazione libera, capisce? Sa cos'è la masturbazione? Sì.
Ecco, libera, cioè in mezzo alla strada, nei negozi, nei cinema, in casa, dovunque, anche davanti alla gente, perché uno se si vuol masturbare non può farlo perché sa com'è, si deve nascondere, no? Giusto? Ha capito, no? Mentre con la fava nel pugno noi propugneremo la masturbazione libera dovunque, ecco. Fuori che in chiesa no. Ha capito? Va bene, sì. Lei voterà per noi? Ma, vediamo. Fatelo un po', poi le schede. Ma lei è già orientato su chi votare oppure è indeciso? 82 anni, non viste tante votazioni. Ne ha viste tante, E ha cambiato spesso voto? No. È andato sempre dalla stessa parte? Ho capito. Ma ora guardi la fava nel pugno, comunque probabilmente sta proprio dalla parte sua, sa? Lei ha praticato spesso la fava nel pugno? Ma sì, qualche volta. Ma più quando era giovane? Io sono uno che sono un po' occupato, sto in campagna, sto con gli animali. E ogni tanto, zac, insomma, fa la fava nel pugno, zac, vero? Va bene. Anche a 82 anni si può, giusto? Va bene. Va bene? Sì, via. Ciao. Sì, si ricordi, onorevole Pelle del Pene. Va bene. Parenti di Sculacciacciughe. Arrivederci. Arrivederci. Ma questo Mino è un po' strano, sta lì, guarda gli animaletti, mangia, fa tutti i suoi comodi, vabbè. E il pene, la masturbazione, secondo me non ha capito nulla. Ma non importa, balarie, insomma, L'importante è mangiare, no? Andare nei campi e guardare gli animaletti. Oh, dignene. Vai, andiamo da qualcun altro. Oh, meno male, questo almeno non tiriamo fuori in giro. Oh, meno male. Se no qui si va avanti. Dunque, sì. Ecco, vai. Via, su. Cerchiamo di convincere qualcun altro, però secondo me sono già tutti convinti. Sì. Sono già tutti pronti lì con la manina. Stac. Falangini e falangette. Pronto, signora, buongiorno. Signor Guglielmo in casa? Sono l'onorevole Pelle del Pene della fava nel pugno. È il partito La Fava nel Pugno. Ma ora momentaneamente è uscito, se vuoi lasciare detto qualcosa. Lei la moglie? Sì, mi dica. Sì, siccome lui aveva aderito al nostro partito e domenica ci sono le elezioni, no? Vero? Sì, ma lui è già si vota già per l'Unione. No, guardi, non voglio sapere per chi vota una persona, io voglio convincere questa persona a votare La Fava nel Pugno. Ma per ora non sa già delle idee. Sì? L'idea ce l'avrà lei. No, ma tanto gli farei perdere del tempo. Sì, ma signora, guardi, suo marito sicuramente ama questo partito, sicuramente vedrà che ha praticato molto la fava nel pugno, ne sono sicuro, signora. Sì, ma ora guardi, ha preso la tessera. Io non gli posso dar retta perché ho la roba sul fuoco che se no mi... Già, è vero, c'è la fiamma. Ma quello è un altro partito. In ogni modo, noi nell'Unione si vota. No, signora, non voglio sapere per chi vota, capito? Non mi importa per chi vota lei. L'importante è se vota per la fava nel pugno, che poi in fondo è sempre a quelle parti, da tutte le parti. È trasversale. Signora? Mi trasversi suo marito Guglielmo quando lo vede, Senz'altro. Arrivederci, senz'altro, senza trasversi dice senz'altro. Vabbè. Questa è la prima, tutti, nessuno dice per chi vota, no? Tutti dicono, sì, magari so già per chi vota. Questa subito è pla, ha spiattellato. Questa, non puoi votare, è tradizione, no? Uno vota sempre per quel partito da anni, al partito, coalizione, o tutto, e non si può sbagliare. Ma figuriamoci, ma io la fava nel pugno. Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno. Sì? Io sono l'onorevole Pelle del Pene della fava nel pugno. Signora, sì, allora? Voti per me. Allora, voti per me. Voterà per me? Secondo me sì. Allora l'ha detto. Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Lo scontro in TV tra Prodi e Berlusconi, calano gli ascolti, esultano i rispettivi schieramenti e la proposta del Premier di abolire l'ICI sulla prima casa fa discutere i comuni servizi.
Siamo nella seconda parte, siamo sempre in Toscana, sempre nello stesso posto. Sono stato più volte beccato nella prima parte da persone che mi conoscevano e mi riconoscevano. Senti là. Vabbè, vediamo a ruota libera cosa succede, dai. Sì, ormai la rosa, sì, la fava, ce la siamo ormai impugnata abbastanza, per cui ecco, sì, ecco, o via, ecco, si può andare così. Quello che succede, non ho nessuna, nemmeno la più pallida idea. Pallida, sai queste idee pallide, poverine, no? Sono proprio palliducce, un po' anemiche. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono il dottor Anemia. Come sta? Il signor Ernesto? Sì, sono Ernesto. Sì, vede, abbiamo riscontrato una malattia genetica che risiede in casa sua. Casa mia? Sì, si sposta dal soggiorno, cioè dal salotto alla camera, a volte in bagno e così via. Sento che il respiro le si fa più forte, questo è uno dei sintomi. No, di certo, io sto proprio bene. Sta proprio bene, ma proprio quando uno sta bene, vede, non ha mai avuto niente. A questo punto cosa mi vorrebbe dire? Che bisogna stare attenti, non è grave a meno che... capisce? Poi? Le volevo dire anche di che cosa si tratta, in modo che poi lei possa approfondire la cosa, sa? Sì. Lei praticamente sarebbe refrattario. È già qualcosa. Sì, è refrattario. Ma attenzione, lei pensa che il refrattario possa essere una cosa favorevole, dice sono refrattario alle malattie, per esempio. No. Anzi, essere refrattario significa esporsi tutto sul lato sinistro, destro e praticamente lei è refrattario di fronte, ma sul retro è molto percipiente. Lei percipie. Sì. Ecco. E quindi, capisce, il problema sta dietro. Cioè, io le consiglierei di camminare sempre rasente ai muri e di farsi delle belle mutande di bandone. Camminare vicino ai muri è meno facile che ci arrotino. Sì, ma non è proprio quello il pericolo. Arrotare, sì, uno sta attento, sta sul marciapiede. Senta, io non so, ma credo che lei stia, non so, facendo uno scherzo. Ma qualcosa lei pensa questo? Sì. Ma guardi, siamo in periodo elettorale, un momento grave e importante della vita sociale e politica italiana. Lei pensa che io mi permetterei di fare una cosa del genere proprio in questo periodo? Ma vabbè, via. Non è né carnevale né il 1° aprile. Senta, scusi, abba pazienza. Lei stia attento dietro, perché non si chini troppo se non quando è abbastanza coperto dietro, cioè al muro e così via. Si chini solamente in certe, se si deve allacciare una scarpa e così via, perché questa malattia arriva e si infila, si introduce, capisce? O ascolti una cosa, guardi, mi fredda la pasta, sto mangiando. La ringrazio. Ma cosa preferisce? Che le si freddi la pasta o le si freddi la moglie? Scusi, se glielo dico. Meglio che si freddi la pasta piuttosto che le si freddi la moglie. La moglie deve essere bella calda. Sì, è vero. Però spesso le mogli, la attenzione. Se mi fredda mi scoccia. Anche alle mogli non dare mai il retro, Sì, buon appetito. La pasta. Com'è importante la pasta, capito? La pasta. È tremendo, attenzione al retro. Sì. Andiamo avanti, su. Vediamo cosa si può inventare per il prossimo cliente del sondazzo del G. E vai, sì. E vai così. Sì. Siamo 3 piccoli porcellini, siamo 3 fratellini. Pronto signora, buongiorno? Sì, buongiorno. Siamo 3 piccoli fratellini, siamo 3 porcellini. Chi sarebbe lei? Mai nessuno ci dividerà. Tra la. Io sono Timmy, poi c'è Tommy e Tambo. Timmy, Tommy e Timmy. Ha voglia di discorrere? No, devo parlare con Stefano, signora. Signora? Che è successo? Io non lo so. Ho detto Stefano, è il nome che ho detto io, Stefano. Sì. Ecco, c'è? No. Ah, perché dov'è? Lui dovrebbe essere in palestra. Sì, in palestra. Ma perché lui è l'altro, no? Io sono uno dei 3. 3 porcellini, no? Lui è un altro e poi c'è un altro ancora. Mi dice il nome per curiosità. Sì, scusi, guardi, mi chiamo Pietro.
No, non lo so. Vabbè, ma Pietro, Stefano e Giuseppe, siamo i 3 porcellini. Ho capito. Cioè, noi ci chiamiamo così perché ci piace molto, insomma, le donne ci piacciono molto. Ecco, ho capito. Insomma, Stefano ci dà, ma è fidanzato Stefano? Sì. Sì, povera ragazza. Povera ragazza. Senta, che gli devo mi lascia detto qualcosa o lo rintraccia lei? Io penso che lo rintracci io, però posso lasciar detto anche qualcosa, così sono sicuro che prima o poi, Vabbè, allora, lascio detto questo, la sua ragazza, la ragazza di Stefano, sì. Ecco, fa parte delle 3 porcelline. Ecco, e quindi se noi siamo i 3 porcellini e facciamo quello che facciamo, lei insomma volevo avvertirlo. Ok, ha capito? Va bene, la ringrazio. Me lo può ripetere, signora? No, perché? Perché? Perché se questa è la situazione mia non avrebbe tanti discorsi. Arrivederci. Ecco. Non ho capito niente, non so, lei era probabilmente la mamma di questa ragazza. Sì, ma dico, non ho capito l'ultima frase, ma tanto siamo in periodi in cui a volte è difficile capire le persone quando parlano, sì, figurati, le persone importanti, figurati, la gente comune, Vabbè, dai, siamo 3 piccoli porcellini, siamo 3 fratellini, mai nessuno ci dividerà, tralalala, sì, e poi Pronto? Ecco, pronto, lo sapevo. Pronto? Sì? Buongiorno. Come sta? Io sto bene, lei chi è? Mi fa molto piacere. Filippo Cerco, io sono Giorgio. No, non c'è. Non c'è? Che cosa desidera? Ma lei è la moglie? No. No, è una parente quello di Filippo. Ecco. No, dicevo appunto, Giorgio, e sono io, no? Oh, che bel bambino. Volevo dire che Filippo mi cerchi perché è un po' che non lo vedo, sono geloso marcio. Ma è normale o...? No, sono gay. Ecco. Cioè, sono normale, Sì. Un gay è normale, non potrà mica dire che un gay è diverso dagli altri. No, pensavo che scherzava, niente toglie. Pensavo che? Che scherzava. Chi scherzava? Comunque, lui? guardi, non c'è... Io preferisco il congiuntivo, sa? Senta, di solito. Non c'è, ora non so che dire, via. Ma lei non è, insomma, è parente però. Sì, va bene, comunque guardi, non ho tempo da perdere. Sì, via. senta, gli dica, ha telefonato Giorgio, l'aspetto, non ce la faccio più. Gay è normale. Ah, sì, lo sai com'è, questo è il fatto che la normalità è una cosa molto soggettiva, sì, certamente. Esatto. Io posso benissimo pensare che un gay sia normale, ma io mi sento leggermente più normale di lui. Oh sì, perché? Sì? Dunque? Pronto? Che sistema è questo? Nemmeno una parola? Nemmeno una parola per me, Vabbè, questa persona ha tirato su e ha lasciato su, ma basta, ma capisci i toscani a volte, vero? Siamo in Toscana e in questa seconda parte trovo un po' di Fatah Elis, per la verità, sì, toscani, forza su, forza, andiamo, forza su, forza, dai da fare, Sì, poi ci mettono 3 anni, come spesso succede ai meridionali, 3 anni arrivano e rispondono, ma siamo diventati anche noi così, non rispondono più, oppure alla fine, pronto, con calma, fa caldo, insomma,
Non è che, vero? No, ma qui non c'è proprio nessuno. Ma qui non c'è proprio nessuno. Sì, no, va. Ho capito. Va bene, dai, su, dai, forza, dai, su. Vediamo se si raddrizza la situazione, chiamando sempre, casualmente, le persone che in Toscana, in questo luogo toscano, stanno lì e non sanno che stanno per essere raggiunte da una telefonata pubblica, si può dire pubblica perché voi ascoltate, comunque, facciamo così, tappatevi le orecchie, ecco, ma mi raccomando, durante il sottazzo tutti, però non spengete la radio. Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, c'è Vasco? Sì, aspetti. Grazie. Vasco. Ti voglio anche se rinasco. Pronto, Vasco? Sì. Ciao, come stai? Bene. Sono Adriana. Ti ricordi di me? No. Per forza. Io ti guardo sempre e vedo un uomo molto bello. Sai, sono una donna molto, molto calda, ma anche molto timida. Dirmi. Non sono mai riuscita a dirti quanto mi piaci, Vasco. Ci credo. Sei proprio un bell'uomo, di quelli veri. Un uomo vero. La fa tanta lunga. Vasco, sei un po' maturo, eh? Sì, son trullo. Sì, sei trullo. E frollo. Senti, Vasco, mi piacciono così gli uomini come te. Sì. Da sala di rianimazione. Te lo rianimo io, tesoro. Te lo rianimo tutto. Via, ciao. Mi vuoi incontrare? Sì. Dove? Domani. Domani quando? A che ora? All'11. Dove? Montecatini. In che punto? Monteatini, ma veramente siamo un po' distanti da Monteatini, la verità, vabbè, dai. No, capita, sì, no, sì. No, sì. Facciamo questo. Vai, che tu puoi fare? Simpatico, almeno era sorridente, dai, su, dai, sì, Monteatini, Vasco. Vasco è un nome molto vecchio, molto antico. Se non ci fosse Vasco Rossi, per la verità, sarebbe un nome proprio di quelli morti e sepolti, ormai solo chi ce l'ha è vecchio. In realtà poi invece è stato un po' rinnovato dal Rossi. Risponde la segreteria telefonica. Mi butto, da questi lumi di luna non c'è altro da fare. Numero com'è? 98. Sì, 98. Sì, Il cliente chiamato al momento non può rispondere. Ah, sì? Se desidera lasciare un messaggio, parli dopo il segnale acustico. Sì, sono disperato. Ondeggiavo nell'aria, a volte capita, no, è proprio così, sì, si ondeggia, va bene, d'accordo, ok, sì, poi boom, burda e botta, ragazzi, però mi ripiglio sempre abbastanza, devo dire, sì, no, sì o no, sì, va. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora Vater? Chi è che parla? Sì, sono una ragazza, una signora, insomma, che vuole parlare con Vater. Oh, è uno scherzo, chi è? No, assolutamente. Devo parlare con lui perché lui mi ha lasciato un segno indelebile nell'anima. Ah, sì? Sì, e nel cuore. Aspetti, lo faccio, E non solo. Ha detto radio. Pronto? Pronto? Ma perché ha detto radio quella signorina? O signora? Vater? Sì? Ciao Vater, come stai? Bene. Sono la signorina Sciacquoni. Tutto bene? Tutto benissimo. Senti, ti ricordi quando io e te insieme al bidet hai fatto quel lavorino a tre? Sì.
È stato bellissimo, vero? Bellissimo, da morire. Io, il bidet e il water, una cosa fantastica. Indimenticabile. Come? Indimenticabile. Non si può dimenticare, perché è stata un'evacuazione orgasmica insieme tutto quanto. Una specie di esplosione. Water? Sì. Water? Sì. Che vocina che hai fatto, tesoro. Senti, la prossima volta ci mettiamo anche il lavandino. Però ti porto anche la vasca. Se no voi siete troppi maschi. Facciamo lavandino, bidet, water con la sciacquona e la vasca. Dai, lo facciamo insieme. Non è il G, Non è il G, no. Il G non è. Guarda, quel G io lo odio. Sono stata a letto con lui, sai? Davvero? Sì, col G. E com'è? È come un mostro, cioè nel senso buono, Mamma mia, mi ha fatto godere tanto, sapessi. Oh, non finiva più. La cosa lui. Anch'io voglio provare. Sì, tesoro. Proviamo insieme anche per telefono, dai. Sei pronto? Sì. Parti, lancia in resta. Ce l'hai? Ce l'ho. La fava nel pugno? Sì, 2. È un partito, Polizio. Allora, attenzione, via! Ti piace? Sì, da morire. Dai, forza, daglielo, ancora così. E ora come va? Ma io... Bene, direi, amore, bene. Sì, senti? La mi suona, taratata, la mi brucia, taratata, la mi fuma. Sì, no, sì che il G. No, guarda, io quando sono stata a letto con lui, mi ha fatto impazzire. Poi purtroppo è rimasto... Bravo, come lui non c'è nessuno. È vero, sì, è rimasto infilzato nel materasso. E io sono andata via. Tesoro, ci vediamo oggi alle 5:30, ti va? Sì, alle 5:30. Non posso più. Nulla alla mia moglie, per l'amor di Dio. Non di nulla alla tua moglie, dai. Mi raccomando, Però se la va bene anche lei, dai, non c'è problema. No. Sono aperta, tu stanotte sono aperta io. A dopo, ciao tesoro. Ciao. Ecco. Vabbè, ma che vuoi fare? Che vuoi fare? No, non mi è G. No, sì, è G. Vabbè, d'accordo. No, capita. Lo so. Andiamo avanti. Ma tutto da fare, ma quello si chiamava Walter, non Water, parliamoci chiaro, sennò poi uno dice Walter. In Italia. Prima fuori Water, non so perché, ecco. Non mi chiamate per favore. No, perché tanto non c'è quella suoneria. Mi chiamano sperando di far sentire di nuovo la suoneria. È un altro, quello che avete voi. Ecco, no, vuoi sapere qual è quello che avete voi? No, magari, capito? Ecco, si può fare, devo sentire, così almeno ti rendi conto. No, non puoi sentire, aspetta, perché l'ho levata. Sì, ecco, sì, no, niente, no, l'ho levata. Devo far sentire, vabbè, non importa. Allora, facciamo un altro numero, sì, certo. Ecco, sì, ma poi la posso rimettere, sì. No, l'ho levata, è inutile tu mi chiami. Ecco, sì. Ecco fatta. Ma la posso ancora rimettere, sai, guarda. Ecco, sì, ecco. Ecco, l'ho rimessa, chiamami pure, va, così la sentiamo. Vai, chiama, giù, cosa aspetti? Su. Pronto? Pronto, signora? Sì. C'è il telefono, la chiamano al telefono, signora. Sì, ma chi è? Risponda. Pronto? Mi sente? La stanno chiamando al telefono, signora. Pronto, ma mi sente? Ma c'è, pronto, signora? Sì, chi è? C'è? Pronto? Ma scusi, la stavano chiamando al telefono?
Ma chi voleva? Abbia fatto... No, perché io sentivo la suoneria e ho detto avvertiamo la signora, ecco, la stanno richiamando signora, la stanno richiamando. Pronto? Pronto? Risponda al telefono, no? Io sto rispondendo, c'ho la colonnetta tirata su. Sì, però ho sentito la suoneria, risponda al cellulare, no? Lo sente? Ma... vabbè, c'ho un complice che mi chiama via. Vabbè, che vuoi fare? Vabbè, no, ora, no, basta, ora la rimetto. No, non lo voglio più, dai, su, ecco. Ora la rimetto muta, se no qui, mamma mia, vi divertire poi, ecco fatto, ho telefonato. Vabbè, andiamo. Sì, poi sono che belle sonorie c'ho, non ridere, hanno schifo. Vabbè, ma io mi affeziono poi, il brutto è questo, che mi affeziono, sì, tu ti cambi la sonoria continuamente, ma che me ne frega a me, ma che se ne frega, mi affeziono. Ormai mi tengo queste due, ovvio. Pronto? Oh, pronto? Chi è? Devo parlare con Alvo, per favore, Alvo. Non c'è. Chi è? Dov'è? Chi è lei? Sono io. Allora sì, io sono io. Noi siamo noi, ecco. Ma è importante, non posso dire il mio nome, è importante. Allora non ne dico nulla. C'è la nuova parola d'ordine, le devo dare la nuova parola d'ordine, signora. No, io No, signora, guardi, gli dica quando lo vede. Nuova parola d'ordine. Mi sente? Cazzo, fica e rock and roll. Chi è? La nuova parola d'ordine è cazzo, fica e rock and roll. Sente, richiama allora fra una mezz'oretta. Ma se lui non sa la parola d'ordine non può rispondermi. Allora, quando lui lo vede, lei lo vede, gli dica la nuova parola d'ordine è cazzo, fica e rock and roll. Io non intendo. No, me la ripeta signora, cazzo, fica e rock and roll. No, io la posso scrivere. La può scrivere? Sì. Ecco, grazie. Sì, ecco, grazie, molto gentile, molto importante questo. Sì. Ci mancherebbe altro. Dica rock and roll. C, le do lettera per lettera, d'accordo? R, O. No, C come Cagliari. C. A come Ancona. A come Ancona. Z come Zara. Z come Zara. Ancora Z come Zara. Z come Zara. O come Otranto. O come O. F come Firenze. F come Firenze. I come Imperia. I come Imperia. C come Cagliari. C come Cagliari. A come Ancona. A come Ancona. E come Empoli. E come Empoli. R come Roma. R come Roma. O come Otranto. O come Otranto. C come Cagliari. C come Cagliari. C come Cagliari. Un'altra volta? Sì. Due C. Sì. Poi? H come Hotel. H. Sì. E come Empoli. E come Empoli. N come Napoli. N come Napoli. R come Roma. R come Roma. O come Otranto. O come Otranto. L come Livorno. L come Livorno. E ancora L come Livorno. È tutto di seguito, signora. Me lo può rileggere tutto di seguito? Chi lo legge? Cazzo. Sì? Vado avanti? Prego. Rocky. No, l'ha scritto lei, signora, questo. C-A-Z-Z-O-F-I-C-A-E-R-O-C-C-H-E-N-R-O-L-L. Lo legga tutto di seguito perché è molto importante. Per sapere se l'ha scritto bene, signora. Io non leggo nulla perché è in parolacce, che io non le voglio. Com'è in parolacce? Sì. È in parolacce? Sì. Non mi sembra che è in parolacce. Sì, perché? Perché è una parola d'ordine, signora. F-I-H-A. F-I-H-A? No, F-I-C-A. F-I-C-A. H-A. No, fica, così. Cazzo, fica e rock and roll. Cazzo, fica e rock and roll. Bravo, signora, l'ha detto. Mi sembra una bella parola? Bellissima, signora. Scusami, vada a dormire, vada. Arrivederci, ciao. Ciao. La signora è stata fantastica, ha preso la parola d'ordine, l'ha scritta e l'ha anche detta, ma cosa vogliamo di più? Ehi, volete il GIR per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52.
Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333, in bischera tu sei te, se tu rompi le palle, allora! Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.